rapinatori rintracciati nella Marca trevigiana tra Treviso e Cessalto avevano trascinato fuori dall'auto un commerciante di preziosi derubato e preso a botte. I fatti a Perugia. Violente risse, feriti, pregiudicati, chiuso per 30 giorni dal questore Alessandra Simone un bar di Borso del Grappa. Lunedì dalle 19:30 un presidio lanciato da prima i trevigiani davanti al Parco Dal Negro contro il degrado della zona. Coalizione civica non ci sta, strumentalizzazione politica, dicono. Il caldo intenso, poi nubifragi e forti raffiche di vento nella giornata di allerta gialla, colpiti la zona del Grappa, la Castellana, il Monte Bellunese, una trentina gli interventi dei vigili del fuoco. Paura nel pomeriggio a Sant'Andrea di Barbarana per un motociclista che durante un giro con gli amici è andato in shock per la puntura di una Vespa, trasportato in ospedale. Camion scivola contro la parete di un'abitazione durante una manovra di scarico di materiale a Onè di Fonte, crollato un angolo dell'edificio. Dopo gli scontri tra centri sociali e polizia e l'apertura del ponte votivo, Venezia si prepara a vivere la notte famosissima diretta su Antenna 3 dalle 20:10. Entra nel vivo la preparazione della 47esima edizione del Palio di Feltre, presentata al Senato, il ritorno della carica di Pastrengo, clou domenica 2 agosto. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso e dunque prima di andare alla tanta cronaca, l'avete sentito dai titoli di questa edizione, ci colleghiamo in diretta da Venezia con la nostra Ilaria Marchiori perché sta per iniziare la lunga notte, famosissima la notte dei fuochi, la festa del Redentore in città. Eccola qua la nostra Ilaria Marchiori, ricordiamo dalle 20:10 saremo in diretta, città che ha vissuto anche momenti di tensione nelle scorse ore, ma poi l'inaugurazione e l'apertura del ponte votivo e adesso il via alla festa. Ilaria. Buonasera Liena, buonasera ai nostri telespettatori. Vi faccio vedere uno scenario che poche volte si è visto. Guardate la piazza San Marco, insomma siamo qui nei pressi di Palazzo Ducale, più avanti ovviamente piazza San Marco è stata tutta transennata, non sta passando nessuno, la piazza completamente vuota, che io ricordi solamente ai tempi del Covid l'abbiamo vista così, ma si riempirà tra pochissimo. In acqua le barche sono già tantissime, probabilmente già centinaia, tutte posizionate per iniziare i festeggiamenti di quella che è la notte più magica, la notte del Redentore con i fuochi. È stato già chiuso il ponte votivo, inaugurato, aperto ieri sera, naturalmente per garantire la massima sicurezza, e verrà riaperto solo al termine dello spettacolo pirotecnico che seguiremo in diretta e che partirà alle 23:30, mentre come ha anticipato noi inizieremo la nostra lunga diretta del Redentore a partire dalle 20:10. Come vedete sta passando anche il governatore Stefani, ci ha fatto cenno che è di fretta, quindi non l'abbiamo fermato. Tante le istituzioni presenti, tante anche quelle che incontreremo a Palazzo Ducale, dove alle 21 inizierà una cena con circa 250 persone tra istituzioni, compreso anche il prefetto, i rappresentanti delle forze dell'ordine, carabinieri, guardia di finanza, naturalmente la giunta comunale e il sindaco e poi numerosi sponsor, tutti a Palazzo Ducale. Noi saremo in diretta con collegamenti da Palazzo Ducale, da Riva degli Schiavoni, la zona poi di piazza San Marco, naturalmente non possiamo mancare con i collegamenti in acqua e poi alla Giudecca per gli altri collegamenti. Insomma, non perdetevi la nostra diretta, non vi lasceremo un attimo fino a poi a quelli che saranno i fuochi più belli dell'anno, che inizieranno alle 23:30, 40 minuti di spettacolo pirotecnico davvero da non perdere. Dunque ci vediamo pochissimo sempre qui a Venezia per la festa del Redentore. Grazie Ilaria, buon lavoro per la diretta che parte, l'avete sentito, alle 20:10. Noi andiamo avanti con la nostra cronaca, ci ricollegheremo verso la fine del telegiornale con Venezia, con il collega Marco Stabile. Andiamo ai due pericolosi rapinatori rintracciati nelle scorse ore proprio in provincia di Treviso, tra il capoluogo e Cessalto. Sono ritenuti responsabili di una violenta rapina a un rappresentante orafo.
Una rapina violentissima, culminata in un vero e proprio pestaggio con la vittima trascinata fuori dall'auto e colpita più volte in tutto il corpo. Attimi d'inferno per un commerciante di preziosi di Perugia, derubato di uno zainetto contenente delle fedi e alcune centinaia di euro in contanti. Era il settembre scorso nel capoluogo umbro. 10 mesi dopo gli investigatori sono arrivati nella Marca, dove hanno trovato 2 dei 3 componenti di quella banda criminale che inizialmente si era spacciata addirittura per una pattuglia dei carabinieri, intimando l'ALT. Il primo, un 21enne, è stato individuato a Treviso dopo una notte di ricerche che avevano coinvolto anche la città di Padova, in particolare dei moduli abitativi in Lungargine San Lazzaro, dove tra roulotte e case mobili sono state identificate circa 20 persone. Il secondo, un 38enne, è stato invece rintracciato all'autogrill di Calstorta Nord a Cessalto. Sappiamo che il nostro tratto autostradale è un viatico verso la via dei Balcani e questo ci espone a una criminalità anche in itinere, ma questo arresto ci dà la consapevolezza che il nostro territorio è oggetto di vaglio e di attenta azione della procura e della polizia e di tutte le altre forze dell'ordine. Entrambi, sia il 21enne che il 38enne, sono stati condotti nel carcere di Santa Bona con la squadra mobile di Perugia, supportata dai colleghi di Verona e Padova, che hanno applicato un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP. Un terzo complice è stato braccato a Pavia. Cruciali le immagini della videosorveglianza, i tracciati GPS e i nuovi sistemi di riconoscimento facciale. Tutti e 3 hanno alle spalle diversi precedenti. Al momento però non ci sarebbero relazioni con i colpi più recenti avvenuti nella Marca, come in gioielleria San Giacomo di Veglia nel territorio di Vittorio Veneto e a Casale sul Sile nelle scorse settimane. Il presidente dell'associazione Furti in Corso, Cristian Demma, interviene sul dibattito che la condanna del gioielliere Mario Roggero ha innescato nel paese. Purtroppo per Roggero, dice, la sua non è con queste leggi legittima difesa. Noi innanzitutto diciamo sempre che siamo vicini alla famiglia di Roggero, perché comunque è un dramma che stanno vivendo ed è una situazione che chi ha vissuto una rapina sa che a volte si può anche andare oltre, visto che poi lui aveva subito già altre rapine, quindi stiamo diciamo umanamente dalla parte sua. Poi purtroppo bisogna essere freddi, noi di Furti in Corso lo siamo perché siamo abituati un po' a parlare anche di leggi con ministeri e via, e oggettivamente dobbiamo vedere e capire che in questo momento sta venendo applicata una legge. I giudici hanno solo applicato la legge, sottolinea Demma, e ora chi grida allo scandalo legislativo sono gli stessi che potrebbero cambiarle quelle leggi a tutela dei cittadini, senza scatenare un pericolosissimo Far West. Se io fossi nel mio negozio, anche a casa mia, ricevo una rapina e il giorno dopo io mi sento tutelato, nel senso che vado a vedere il ladro, il delinquente che viene arrestato, portato in galera ed è costretto a risarcire me, io non sento l'esigenza di farmi vendetta o rispondere al fuoco, semplicemente sono sicuro che le forze dell'ordine faranno il suo, però vedere oggi proprio esponenti politici che sono anche alla maggioranza o anche no, che gridano che ci sono le leggi tra virgolette sbagliate e che lui ha fatto bene a fare questo è pericolosissimo, perché stanno istigando le persone a autorizzate praticamente a farsi giustizia da soli. Lo stesso Demma ha inviato al Ministero alcune richieste un po' di tempo fa. Innalzare innanzitutto le pene e mandare veramente in galera le persone, non denunciarle a piede libero o dargli un buffetto, lo chiamo io perché ormai stiamo parlando di quello, e soprattutto mi piacerebbe vedere che sempre i ladri ci risarciscano a noi dai danni che fanno. In realtà questo non succede praticamente mai. Ma anche le carceri sono in crisi, sono sovraffollate e in condizioni pressoché pessime. Ma quanto ne parliamo, da 30 anni di fare carceri, non c'è un governo, che esso sia di qualsiasi situazione politica, che ha fatto un carcere nuovo, eppure ne abbiamo tante di quelle caserme libere che potrebbero essere trasformate senza pensieri in carceri o ingrandire i carceri, anche perché poi rimane sempre il solito fatto, e questi sono numeri, noi lo diciamo sempre come Furti in Corso, la grande maggioranza anche delle carceri sono piene purtroppo di cittadini stranieri, e quindi noi dovremmo far sì che questi cittadini stranieri scontino le pene nel loro paese, le carceri si libererebbero molto e quindi possiamo anche prenderci, ahimè, anche i delinquenti nostri che purtroppo ci sono. Violente risse con feriti, chiuso per 30 giorni un bar di Borso del Grappa.
Attività sospesa per 30 giorni al bar Eden Garden di via Molinetto a Borso del Grappa, ritrovo di soggetti pregiudicati e teatro di gravi episodi di cronaca avvenuti anche di recente. Il locale è stato interessato da spaventose risse tra avventori con persone rimaste ferite e arredi devastati. Lo scorso marzo un giovane veniva colpito con una spranga di ferro riportando lesioni per una settimana di prognosi. Il 7 giugno una ventina di clienti si scontravano tra loro lanciandosi bottiglie e prendendosi a calci e pugni, tanto che un soggetto era finito in ospedale privo di conoscenza. L'ultimo in ordine temporale il 13 del mese scorso, quando una ragazza è stata presa a pugni al volto da un individuo che aveva molestato l'amica. Già l'ottobre dello scorso anno l'Eden era stato chiuso per 7 giorni per fatti simili, ma la situazione era diventata ingestibile, tanto che la dirigente della questura di Treviso ha adottato il provvedimento che in realtà avrà poca efficacia, dal momento che il bar di via Molinetto sarebbe già chiuso da almeno 2 settimane per trasferimento dell'attività. Altra zona calda, siamo a Treviso però, il Park dal Negro, lunedì alle 19:30 un presidio lanciato dall'associazione Prima i Trevigiani davanti al parcheggio contro il degrado della zona. Abbiamo ricevuto segnalazioni di gente che pur avendo pagato l'abbonamento per parcheggiare nel Parco dal Negro non si sente sicura a parcheggiare in quello spazio per le brutte frequentazioni che ci sono e quindi abbiamo deciso di appunto scendere in piazza per ribadire il fatto che questa situazione non è sostenibile. Un presidio promosso da Prima i Trevigiani per dire basta al degrado, alla paura, al senso di insicurezza causato dalla situazione creatasi al Parco dal Negro, dove nonostante gli sgomberi i migranti e i richiedenti asilo continuano a tornare per passare la notte ma anche il giorno, con conseguente disagio per gli utilizzatori del parcheggio ma anche per i residenti e i lavoratori. Arriveranno le sbarre e la situazione migliorerà, ma il problema sarà solo spostato da un'altra parte. Il comitato ne è conscio e ha la soluzione. Non è un problema che bisogna spostarli da una parte all'altra, è un problema che bisogna che queste persone non siano in Italia. C'è sicuramente un'immigrazione incontrollata che non è sostenibile dalla nostra società e quindi per noi, come abbiamo detto più volte, l'unica soluzione è la reimmigrazione e il rimpatrio di queste persone che non hanno diritto di stare nel nostro territorio. Noi pretendiamo che il problema venga risolto alla radice e non con dei palliativi che risolvono solo temporaneamente il problema. Dall'altra parte replicano i civici di sinistra. Più volte hanno già detto che spostare il problema non è la soluzione. Noi pensiamo invece che il primo problema da affrontare sia proprio quello di fare in modo che delle persone non siano costrette a dormire in questo modo, perché poi sì, questo crea un sacco di problemi, che sono problemi di disagio, che sono problemi di insicurezza per chi abita qui vicino, che sono problemi di tranquillità per i residenti, tutte conseguenze da affrontare, perché le persone hanno diritto a vivere tranquillamente nella loro casa, nei loro luoghi, nel loro quartiere, ma è un problema appunto che va affrontato alla radice, cioè quella di evitare che in una città di 86.000 abitanti alcune decine di persone non abbiano un luogo dove trascorrere dignitosamente la notte. Insicurezza la provocano anche i continui tentativi di truffa, in particolare agli anziani. Entra nel vivo la campagna di sensibilizzazione proprio del comune di Treviso con spot nelle reti Media Nord-Est e un kit con informazioni utili in tutte le edicole. L'ULSS ha diramato un messaggio proprio una decina di giorni fa dicendo che c'era un tentativo di truffa ai danni degli anziani sulle tessere sanitarie, sul rinnovo della tessera sanitaria mandavano un SMS chiedendo di collegarsi ad un link, invece la tessera sanitaria viene inviata a casa. Le strategie adottate dai truffatori sono le più svariate. Per proteggersi il comune di Treviso ha lanciato una campagna di sensibilizzazione attraverso spot televisivi in onda sulle reti Media Nord-Est e la distribuzione del kit argento con indicazioni utili a prevenire la piaga delle truffe nel 2026 in netto aumento rispetto agli scorsi anni. Non dobbiamo stancarci di informare. Abbiamo pensato di premiare la prossimità. Gli edicolanti ci hanno subito risposto con entusiasmo, quindi abbiamo deciso di creare una tasca, questo kit, dove mettiamo una serie di volantini con informazioni utili. E abbiamo poi nel volantino declinato dei setting, quindi dalla truffa in casa a come comportarsi quando si è nei pubblici esercizi, banalmente
tirando la pensione o andando a fare bancomat, e poi anche quando si è per strada, quindi dove mettere la borsa, quando si è in bicicletta ad esempio, no? Dove mettere gli effetti personali, evitare il portafoglio nella tasca posteriore, quindi accorgimenti che magari sappiamo, però ricordandoceli facciamo un attimo di più attenzione. L'attenzione ci aiuta a prevenire i reati. Le persone le accettano volentieri considerando che sono utili per la popolazione e per loro stessi, e poi noi lo facciamo anche convinti del ruolo che rivestiamo di presidi di libertà, di pluralità e di informazione, nonché di socialità, e quindi lo facciamo ben volentieri con il comune. 22 le edicole aderenti in città. Ad ogni acquisto in edicola sarà possibile ricevere il kit che verrà consegnato dall'edicolante contenenti volantini informativi. Campagna realizzata soprattutto per le persone anziane, sempre più nel mirino dei truffatori, complici, raggiri sempre più sofisticati e subdoli. Da lunedì la diffusione del kit entrerà nel vivo. Per chi è vittima di truffa, invece, il Comune di Treviso mette a disposizione uno spazio di ascolto. Alcuni anni noi ospitiamo questo sportello con professionisti, ci sono psicologi, ci sono avvocati che possono assistere chi è stato vittima di reato, dai reati più importanti a quelli che ci sembrano meno importanti, che però invece portano le persone all'isolamento. È uno sportello gratuito, si fissa appuntamento e gli operatori accolgono, orientano, ascoltano, e quindi si cerca di riportare le persone alla socialità, perché fidarsi è bene ma in sicurezza. Giornata oggi di allerta gialla per il meteo, sia per il calore, poi per il passaggio di una nuova ondata di maltempo. Nubifragi e forti raffiche di vento hanno interessato un po' tutto il Veneto, dal Vicentino verso il Grappa e poi la pedemontana trevigiana, l'Asolano, il Monte Bellunese e la Castellana. Una trentina gli interventi dei vigili del fuoco nel pomeriggio per alberi sradicati, piccoli allagamenti e conseguenze in particolare delle forti raffiche di vento, ma le immagini che avete visto si riferiscono a tutto il territorio, che ancora una volta è stato messo alla prova da nubifragi particolarmente intensi e grandinate, come in questo caso l'avete visto, anche praticamente col sole ancora splendente. Era in gita in moto con alcuni amici ed è stato punto da una vespa, finendo poi in ospedale a causa dello shock provocato proprio dalla puntura. È accaduto nel pomeriggio di oggi in via del Solstizio, all'altezza dell'incrocio con via Partisoni nel comune di San Biagio di Callalta. Immediato l'allarme al SUEM 118 per questo centauro 79enne che ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso. L'uomo è stato preso in carico dal personale sanitario, che dopo le prime cure sul posto lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale Cafoncello di Treviso. E adesso andiamo alle immagini dell'incidente che è avvenuto invece a Onè di Fonte, dove un camion che stava eseguendo dello scarico di materiale di fatto è scivolato contro la parete di un'abitazione, distruggendone un angolo. È successo in via Roma, l'episodio è avvenuto, come dicevamo, durante una manovra. All'origine dell'incidente ci potrebbe essere stato un guasto oppure il mancato inserimento del freno a mano. Non ci sono stati feriti, ma lo avete visto, danni significativi alla casa, sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Voltiamo pagina adesso, andiamo a Conegliano con le prime mosse di campagna elettorale per le elezioni amministrative di quello che è il secondo comune della Marca trevigiana. Elezioni non ancora fissate, ma molto probabili a maggio 2027. E Fabio Chies, l'attuale sindaco, che non potrà ricandidarsi ed è tra i primi a iniziare il percorso verso le urne, è stata oggi la lista Libertà Civica e Popolare, che 5 anni fa aveva sostenuto invece come candidato alla carica di primo cittadino l'imprenditore Piero Garbellotto. Vediamo. Nella vostra civica è confluito Piero Garbellotto, diventerà un possibile candidato alle prossime amministrative per Conegliano? Io non lo so che intenzioni abbia Piero, certo che è dentro una rosa di nomi anche lui, come tanti altri. Libertà Civica ci riprova nella corsa al governo di Conegliano e lo fa ripensando anche a Piero Garbellotto tra i possibili candidati sindaci. A meno di un anno dalle amministrative per la città del Cima, la lista, che al debutto 5 anni fa prese il 13% dei consensi e portò 3 consiglieri in comune, rilancia con un programma racchiuso in 4 R. Ruolo,
centralità, quindi relazioni con i territori, le associazioni, e rilancio, nel senso che deve riprendere l'iniziativa, deve essere regista, e rigenerazione in termini di visione della città da un punto di vista sociale, economico e culturale. Una lista che si posiziona politicamente al centro, aperta al dialogo sia con la destra che con la sinistra. Diamo la disponibilità a tutte le forze politiche in campo, in particolare è chiaro che guardiamo con attenzione a chi oggi ha i ruoli principali sia in regione che in provincia che in comune. E invece col Partito Democratico? Così pure apriamo un dibattito, un confronto con il Partito Democratico e vediamo cosa il Partito Democratico intende fare in questo suo percorso. Per la lista più che il colore politico è la condivisione al progetto amministrativo a fare l'alleanza, che si baserà su una netta discontinuità rispetto all'azione amministrativa dell'attuale sindaco Fabio Chies, che secondo Finesso è mancata di visione. Una visione della città che tenga conto di quello che è il recupero del territorio, la riorganizzazione del territorio in termini di sviluppo urbanistico ma soprattutto di viabilità. Primo appuntamento con i cittadini al ritorno dalle vacanze estive, anche perché in vista di maggio 2027 la campagna elettorale per Conegliano e relative alleanze inizierà già da settembre. Siete disposti a discutere con Lega e con Fratelli d'Italia come avete discusso con Piero Garbellotto? Assolutamente sì, anche perché li riteniamo dei punti di partenza per noi importanti, in quanto già 5 anni fa abbiamo fatto un percorso insieme e non dimentichiamo che al primo turno abbiamo preso il 40%. No invece estremismi tipo Vannacci? Ma noi evitiamo, proprio per le caratteristiche che ha la nostra civica, la nostra quella di essere area moderata di centro, quindi evitiamo le radicalizzazioni e le estremizzazioni. È pronta la replica del sindaco Fabio Chies, che guarda alle prossime elezioni pensando già a un suo candidato in continuità con l'attuale progetto di città. L'identikit del nuovo candidato sindaco ci stiamo lavorando, deve essere una figura che unisce tutti, ma in ottobre, quando avremo il tavolo, metteremo sul piatto le figure migliori. Come sempre troveremo quel candidato che fa sintesi come la feci io ai suoi tempi. Altro che lasciare, Fabio Chies va già all'incasso e con chiarezza punta ad essere ancora protagonista di Conegliano e nella scelta del suo successore. Sono tantissime le persone che si stanno avvicinando a questo progetto e anche le forze politiche con cui stiamo lavorando e dialogando quotidianamente. Del resto, guardando al 2021 la lista Avanti Tutta ha ottenuto più del triplo di Forza Italia e quasi il doppio di Forza Conegliano, ed è naturale che il progetto politico si sviluppi in quella direzione, forte anche delle ultime opere portate a termine a fine mandato. 2 nuove scuole a Pare che ormai sono quasi ultimate, devo dire che è oltre 40 anni che non si facevano scuole nuove a Conegliano, e soprattutto la nuova biblioteca che è costata oltre 6 milioni di euro. Una lista in una coalizione decisamente centrista, quella che farà capo al candidato individuato anche dal sindaco uscente. Nessuno spazio per estremismi, in particolare da destra. La questione di Vannacci è una questione politica importante che non va sottovalutata, ma che nel centrodestra investe soprattutto altre forze politiche più che Forza Italia, che ha una propria tradizione, una propria storia con una propria identità, che è la nostra identità, come ho detto prima, e che non si piega sicuramente alle logiche dei populisti. Si è chiusa con successo la terza edizione di Ecovisioni, la trasmissione curata da Andrea Ferrazzi su Antenna 3, sostenibilità, clima, energia, territori. Senza dubbio è stato l'anno di Trump. Ecovisioni torna dopo l'estate. È stato davvero un bel viaggio e quindi grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, a tutte coloro che ci hanno seguito in questi ormai 3 anni, in quest'anno in particolare. 99 puntate in 3 anni sono una tappa importante. Un viaggio attraverso i temi della sostenibilità, le sfide del presente e quelle del futuro. Si chiude con successo la terza edizione di Ecovisioni, la rubrica del venerdì di Antenna 3 curata da Andrea Ferrazzi. Guerre, crisi energetica, esplosione dei costi, cambiamento climatico e territori, fenomeni globali e ripercussioni locali, con una variabile geopolitica su tutte, inevitabile guardare alla Casa Bianca. È stato un anno di Trump con tutte le conseguenze che questo sta avendo nell'equilibrio del mondo e nei nostri territori. Pensiamo ai dazi quanto stanno pesando l'economia e i posti di lavoro anche del Veneto, pensiamo alle guerre scatenate nel mondo, pensiamo a quello che sta avvenendo a Hormuz, dove 30 chilometri di blocco
su appunto 30 km di mare, di braccio di mare, stanno mettendo in ginocchio le nostre famiglie con le bollette che schizzano, le benzine fuori controllo. Abbiamo analizzato le questioni del mondo e dei territori, spesso abbiamo anche anticipato quello che stava per avvenire e che quindi le cose che poi si leggevano nei giornali o si sentivano nella televisione settimane o mesi dopo. Abbiamo cercato di farlo in maniera pragmatica ma ideologica. Forma e sostanza che sono diventate anche un libro di successo, le parole della sostenibilità, avventura editoriale supportata dal gruppo Media Nord-Est, uno stile che non cambierà anche in vista della quarta edizione, sempre con ospiti di primo piano. Torneremo subito dopo la pausa estiva, quindi in autunno, torneremo con la 100ª puntata, con la speranza di poter avere un mondo migliore. Noi con Archeovisioni cerchiamo di fare il nostro per poter diffondere insomma, un messaggio di costruzione di pace anche nei nostri territori. Sostenibilità è il tema acqua, la scarsità che si sta registrando in questa estate è un monito per tutti coloro che la utilizzano, specialmente in grandi quantità come l'agricoltura e anche l'industria. Tutte le grandi civiltà della sviluppate grazie all'acqua, che fosse di mare, di fiume o di lago. Il cosiddetto oro blu è una risorsa sempre più preziosa non solo per l'agricoltura ma anche per tanti settori dell'industria. Non sprecarla è un aiuto anche per i bilanci, oltre che per l'ambiente. Lo spreco si crea nel processo e quelli oculati nel processo, se sono oculati, effettivamente possono evitare tutti gli sprechi. Cioè la quantità d'acqua per unità di prodotto può essere ridotta del 50, 60, 70%, ci sono sprechi. De Longhi, già sindaco di Montebelluna, ha fondato un'azienda che si occupa di creare sistemi per la depurazione, gestione e riciclo dell'acqua. È come il sangue, fortunatamente adesso ci sono metodi che possiamo effettivamente risparmiarla, l'acqua, usarla come deve essere usata, con parsimonia, ma innanzitutto l'utilizzo deve essere progettato in modo serio, innanzitutto nell'industria. Ricordatevi che l'industria nostra fino a qualche anno fa, decine di anni fa, sprecava acqua dappertutto. Ne avevamo un sacco e la sprecava in tutti i settori. Le ricerche odierne potrebbero dare una soluzione ad un caso come l'inquinamento da PFAS, ma determinanti sono state le scelte precedenti. Sembra che sia uscita una resina che forse risolve in modo diverso dal carbone il problema, però effettivamente è un problema, non è un problema, è un problema grave creato da un'industria che dovrebbe pagare tutto quello che possono far pagare, devono farlo pagare, perché lo sapevano e si poteva intervenire eliminando i fax. Sì. A valle è difficile, a monte è più facile. La risorsa idrica non è infinita, è quindi fondamentale saperla gestire e risparmiare. L'acqua è uno degli elementi che si dovrebbe far pagare come deve essere pagata e allora tutti la utilizzerebbero come deve essere utilizzata. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta, è la volta dello sport, siamo al rugby, continua la preparazione del Benetton, andiamo a sentire cosa ha dichiarato uno dei nuovi volti tra i biancoverdi, un figlio d'arte. La Benetton è stata sempre un posto bellissimo per noi, siamo cresciuti qui, Treviso è bellissimo e quando mi hanno dato l'opportunità di tornare per me era stato anche quasi una risposta facile da fare per venire qui e ritornare a casa. È dunque un ritorno a casa quello di Gene Smith, uno dei nuovi innesti voluti dal Benetton Rugby per la stagione 2026-2027. Figlio di Franco, storico giocatore e allenatore sudafricano del Benetton, nato proprio a Treviso nel 2003 e già nelle file delle giovanili della Ghirada, Smith sta riassaporando le sensazioni del passato miste alle emozioni della nuova avventura sportiva che lo aspetta. Conosco questo posto come bambino, ma come giocatore non ancora, è un'altra emozione che devo ancora sentire. Mediano d'apertura, Smith è l'ingrediente giusto per rendere frizzante il gioco dei biancoverdi. Amo giocare, avere la palla in mano, ho un piede grande, mi piace calciare, mi piace giocare con le persone attorno vicino a me. Sono cresciuto in Sudafrica dove vuoi correre con la palla e a me piace tantissimo. E sì, sono un giocatore che
voglio la palla in mano. Sullo sfondo l'esperienza di giocatore e allenatore di Papa Franco. Lui era molto contento, mi ha detto non cambiare la persona che sei, ma fai il più massimo che puoi per la squadra e dai tutto. Già in forza agli Shark, con cui ha disputato lo United Rugby Championship, il 23enne vuole vivere appieno questa nuova tappa. Voglio raggiungere il massimo, dice. Sono molto felice di poter indossare la maglia bianco-verde. Sì, ho visto tanti amici già che avevo quando siamo stati piccoli, abbiamo giocato assieme qui alla Benetton. Sì, è molto emozionante, ma sono molto contento e sì, molto orgoglioso. Noi torniamo in diretta da Venezia che mancano pochissimi minuti all'inizio della nostra diretta. Ci colleghiamo con il collega Marco Stabile che vediamo in barca. Marco, a te. Buonasera e bentrovati. Qui la festa del Redentore di fatto è già iniziata in bacino San Marco, davanti a piazza San Marco a Venezia. Centinaia e centinaia di imbarcazioni si sono date appuntamento per fare festa, per mangiare assieme, per stappare una bottiglia di prosecco e perché no, per ballare sulle barche legate tutte assieme con un'ideale piattaforma che con la festa del Redentore unisce le generazioni. Ci sono i giovani lì dietro che saltano e fanno festa sulle barche, ci sono i meno giovani invece che si gustano la grande enogastronomia di Venezia a colpi di sarde in savor, povoletti e bigoli in salsa. Insomma, una festa che unisce le generazioni in attesa dello spettacolo pirotecnico delle 23:30 che vi forniremo in diretta su Antenna 3 con tutti i nostri collegamenti e con questo dal mare, in barca, con le barche, in mezzo alla gente, come questo signore che è pronto con anguria e prosecco già alla fine del pasto. Per molti altri invece è solo appena iniziata. A dopo in diretta su Antenna 3. Grazie Marco Stabile, grazie ai colleghi che stanno lavorando dalle 20:10 su Antenna 3, vi ricordo la diretta. Noi adesso andiamo alle notizie dal Bellunese. Nei parcheggi di alcuni supermercati della città c'è un limite orario, scaduto il termine arriva a casa una sanzione, c'è dibattito a Belluno sulla legittimità di queste multe. Grande distribuzione e parcheggi, righe bianche che non vogliono più dire ovunque, possibilità di lasciare la propria vettura a tempo indeterminato. In alcune catene nei parcheggi vengono messi dei cartelli di avviso. Oltre una determinata permanenza scatta l'obbligo di pagare il parcheggio. Sono sanzioni che arrivano da soggetti terzi, nel senso che... Devo pagarle? È qui la domanda che ho fatto nel presentare questa richiesta alla parte pubblica, diciamo, di verificare e di approfondire la questione. Chi gestisce lo stazionamento delle auto, rilevandone le targhe per determinarne la permanenza nel parcheggio stesso, starebbe inviando ai trasgressori delle richieste di pagamento dello stallo, richieste da decine di euro, che sarebbero inviate per posta semplice. Cosa succede se non si paga? Arriva a casa la lettera, una lettera semplice, tra l'altro non raccomandata, quindi non tracciabile, quindi anche passibile di cestinaggio, diciamo, di una lettera che non mi arriva perché il postino sta male, non arriva. E quindi mi chiedono dei soldi perché ho fatto un'azione, non a me personalmente, ma chiedono all'utente perché è stato lì più di un'ora e mezza, o più delle 2 ore, o più quello che è. Ma ripeto, sotto l'aspetto commerciale ci sta, voglio una rotazione dei miei parcheggi perché più rotazione ho, più vendo come in grande distribuzione. Piuttosto su Belluno ci sono delle attività commerciali così grosse da essere messe vicino all'ospedale, quindi l'utente che va in ospedale non trova posto, lo mette sull'area commerciale. Loro hanno pensato bene di fare questo tipo di operazione. Pago i soldi a questa società che ha avuto l'incarico dalla grande distribuzione di raccogliere questi dati e di fare le sanzioni, eventuali sanzioni. Io non so dire, non sono in grado di dire... Cioè, se privato eleva multe e chiede che glieli paghi, no? Esatto, io non sono in grado in questo momento, per quello dico, cari enti preposti all'autorizzazione, a tutta una serie di controlli, la polizia locale, quando fate i vostri approfondimenti, perché è nel bene sia dell'attività commerciale ma anche e soprattutto dell'utente che va a servire che va a utilizzare questi parcheggi. Deve essere sinceramente tranquillo di utilizzarli.
Abbiamo parlato di Redentore, adesso parliamo di Palio di Feltre, presentato addirittura in Senato. Sentiamo. Cicloturismo nel Feltrino. In quest'ottica di valorizzazione il Fondo Comuni Confinanti, presieduto da Dario Bond, ha stanziato quasi 850.000 euro per il sottopasso Busche-Celarda, per il completamento del quale l'amministrazione di Feltre ha aggiunto dal proprio bilancio altri 250.000 euro. L'opera ha un termine di 180 giorni per il suo completamento. Con i lavori che verranno realizzati è lo snodo fondamentale del percorso ciclistico ciclabile est-ovest della provincia di Belluno, quello che va dalle ciclabili da destra a sinistra Piave fino a quello della Val Sugana. Adesso verranno realizzate le 2 piazzole di scambio col trasporto pubblico locale e le rampe di accesso e poi di collegamento verso la zona industriale di Celarda. Il passaggio successivo, già finanziato dai fondi comuni confinanti, sarà quello della posa della passerella ciclabile a fianco del ponte sul Caorame. Anche questo è un intervento abbastanza impegnativo e che prenderà avvio nella prossima primavera. Conclusione dei lavori fra 2 o 3 mesi, comunque entro la fine dell'anno. Questo era naturalmente il servizio sulla valorizzazione del cicloturismo e allora adesso andiamo a vedere la presentazione al Senato del Palio di Feltre. Palio di Feltre, 47esima edizione, è stata la sala dell'Istituto di Santa Maria di Acquiro del Senato della Repubblica, che ha dato il proprio patrocinio alla manifestazione, ad ospitarne a Roma la presentazione a livello nazionale. A volere per il Palio questo ampio respiro, da bellunese, è stato il presidente della Commissione Turismo, Agricoltura e Industria del Senato. È importante il patrocinio che proprio il Senato ha voluto dare, il simbolo patrocinio e le medaglie poi da dare ai volontari quest'anno, proprio perché il Palio ha voluto mettere assieme passione e comunità e quindi ringraziare i tanti volontari. Per me è un onore accogliere qua una cosa così caratteristica ma così importante che è appunto identità, passione e comunità. È ormai quasi mezzo secolo che il Palio affascina il pubblico che si affolla soprattutto in Pra del Moro, una manifestazione di notevole impatto turistico per tutto il territorio, resa possibile proprio e solo dal grande numero di volontari che vi si dedicano in ogni sua necessità. Un'emozione, ma direi soprattutto un onore per noi, ma per tutti i volontari, il cui lavoro è fondamentale nella realizzazione di questa che è la principale manifestazione non solo di Feltre ma di tutto il territorio, anche per la pregnanza a livello sociale e comunitario. Quest'anno il programma dell'evento è davvero di rilievo nazionale e internazionale per le tante partecipazioni, dalla pista del drappo Marinella Senatore alla comunità locale che ha dato prova di sé in varie modalità, fino alla presenza di nuovo del 4° reggimento a cavallo dei Carabinieri, che onorano appunto la forza di una comunità, la passione che esprime una comunità, quella di Feltre, del Feltrino, della provincia di Belluno. E dopo il Senato della Repubblica sarà la volta della Regione Veneto. Una seconda presentazione del Palio è infatti prevista per la prossima settimana a Palazzo Balbi. La manifestazione avrà inizio sabato 26 luglio con una presentazione cittadina in Piazza Maggiore, per concludersi domenica 2 agosto con la tradizionale e spettacolare corsa dei cavalli in Pra del Moro, che anche quest'anno sarà trasmessa in diretta da Antena 3 Nord-Est. Noi ci fermiamo qui, ma tra poco, lo sapete, comincia la diretta della grande festa del Redentore. Non cambiate canale. A tutti una buona serata, arrivederci.